La musica è di per sé rivelazione di emozioni, suscita sentimenti e sensazioni, talvolta indescrivibili. Ecco perché può accomunare le persone senza che vi sia necessariamente un rapporto di conoscenza. Chioggia, i suoi sogni, le sue canzoni. Di questo si è parlato domenica 19 aprile a Pinocchio, Più Occhi, un programma proposto da Mattia Campanaro e Riccardo Trevisan, che hanno invitato quali ospiti di Radio Clodia Riccardo Vianello, leader del gruppo locale Progetto Truma, ed Ettore Boscolo, bassista, che ci hanno raccontato, con le loro esperienze di vita musicale, come il territorio di Chioggia possa essere così ricco di gruppi locali, musicisti e talenti, amati di tanta passione fino ai denti. Interessante il racconto dei loro progetti, dei loro sogni e delle loro canzoni. Gli anni in cui io e Ettore abbiamo iniziato erano anni in cui bisognava sgobbare parecchio per trovare un posto dove suonare, per riuscire a ritagliare il tempo dallo studio o dal lavoro. Erano anni in cui si proponeva musica propria, a differenza da adesso che per comunque ritagliarsi uno spazio nella musica bisogna comunque fare delle cover oppure delle tribute band. Anche con Scardi prima al telefono diceva questo: oggi la musica è un prodotto che non interessa. In quegli anni là c'era interesse e si suonava tanto. Nel corso di questa speciale puntata c'è stata anche la straordinaria partecipazione dell'ex frontman dei Pittura Fresca, Sir Oliver Scardi, che in diretta telefonica ha dato anche il suo contributo raccontando di come fosse la scena musicale a Marghera con il suo progetto ancora agli esordi. Quello che mi piace della musica, del suonare da sempre, è che è un filo che ci unisce attraverso le generazioni. Ad esempio, quando ero giovane e andavo a vedere il Mauro Monaco che suonava, oppure il grande Renzo Storchi che suonava la chitarra, era emozionante, ero imbarazzato, oppure salutarli. Adesso ci sono assieme, siamo amici. Ho conosciuto ragazzi con cui dopo sono andato assieme che avevano lo stesso sentimento di imbarazzo riguardo i miei confronti, e che però quando ti conosci c'è sto filo che va avanti, che ti porta avanti, che ti unisce, che è la passione per la musica, per suonare assieme, per creare canzoni, per inventare. E questa è la cosa più bella del rapporto essere umano-musica.